la Germania è il motore dell'economia di tutta l'Europa, automaticamente c'è da aspettarsi che anche nel mondo delle imprese del nord-est in particolare ci sia un contraccolpo che più o meno forte. Sesto trimestre consecutivo di calo della produzione industriale, con il manifatturiero che segna addirittura un meno 7,1%, un dato atteso dopo mesi di boom post-Covid ma che oggi inizia a preoccupare. Attorno al tavolo in Camera di Commercio riuniti Centro Studi, Veneto Lavoro, il presidente di Union Camere Veneto Antonio Santocono e il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno Mario Pozza. Dati alla mano è la crisi dell'automotive con la recessione tedesca a trascinare con sé il dato negativo delle imprese venete che per larga parte si occupano di componentistica, 528 in Veneto, 116 solo a Treviso. Troppo deboli le politiche messe in campo dal governo a sostegno del cambiamento. Le imprese chiedono di avere incentivi allo sviluppo, credono che il governo si impegni soprattutto a livello europeo per quanto riguarda le tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Bisogna ripensare sicuramente a questa politica, bisogna ripensare che il 2035 come momento delle emissioni zero, come momento dell'elettrico 100% è una data assolutamente inattuabile. È un problema legato all'Europa. Se l'Europa non mette risorse in una politica industriale a sostegno delle proprie industrie, l'automotive europeo può metterci la croce di Sant'Andrea. Altro capitolo, il manifatturiero, crolla il settore moda, 70.000 addetti in Veneto, 12 miliardi di export. Nonostante la deflazione i consumi non decollano, i prezzi restano alti, mentre la capacità di spesa delle famiglie è modesta. Cambiano anche le tendenze, i veneti scelgono viaggi e salute preferiti rispetto ai beni materiali. Per il presidente Mario Pozza è tempo di guardare a nuovi mercati. India e Cina stanno confermando il trend al rialzo con un più 4 e un più 7% di tasso di crescita del PIL. C'è il mercato dell'America Latina, per dire, c'è adesso il piano Mattei, c'è gli Emirati Arabi, il mercato asiatico stesso, quindi il mondo è grande e per il Made in Italy ci sono tante opportunità ancora.